Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito del bando Sportivamente Più. Eccoci, benvenuti ad una nuova puntata con il CIP Veneto, il Comitato Italiano Paralimpico Veneto. È con me il Presidente Ruggero Vilnai. Benvenuto Presidente. Buongiorno. Oggi parleremo di una nuova disciplina sportiva. Parleremo di automobilismo e avremo con noi un pilota. Presidente, ti ricordi come si chiama? Ovviamente Stefano Fusilli, che gareggia non solo con i go-kart ma anche con l'auto in pista però. È un grande personaggio, un grande pilota. Bene, allora andiamo a scoprire questo nuovo sport, questa nuova disciplina paralimpica con il nostro ospite. Lo sport è per tutti, per coloro che hanno passione e determinazione a superare le sfide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Ti aspettiamo, contattaci. Eccoci in studio con il nostro ospite di oggi, un atleta incredibile, un pilota. Questa è una disciplina che mi incuriosisce particolarmente. Stefano Fusilli, benvenuto. Grazie. Stefano, racconta un attimo a questi nostri telespettatori, pensando che abbiamo dei ragazzi e delle persone a casa che potrebbero diventare atleti anche loro e partecipare a questo sport che fai, perché di fatto si tratta comunque di un'attività fisica, sportiva, agonistica, competitiva. Come sei arrivato a praticare questa diciamo disciplina? che io ho avuto un incidente stradale, per quello sono in carrozzina. Prima dell'incidente avevo fatto una selezione per un moto monomarca e diciamo avrei dovuto cominciare la carriera motociclistica. Quindi eri già pilota prima, sì, ce l'avevi nel sangue il motore? Difatti. Dopo l'incidente stradale sono diventato un po' pazzo per cercare di ritornare alle competizioni e sono qui appunto a testimoniare che se uno ha un sogno non ci sono barriere per raggiungerlo. Quindi mi sono iscritto alla scuola di Clay Regazzoni della Federazione Patenti Speciali e da lì ho ottenuto la licenza per poter competere. Dal 2004 ho cominciato il campionato italiano velocità turismo, il CVT, e a forza di sforzi e ringraziando gli sponsor e la preparazione fisica, perché faccio anche altri sport per poter correre in macchina, sono riuscito a vincere il titolo nel 2017, sono il campione italiano della classe turismo 4 del trofeo Super Cup. Un'altra particolarità di questo tipo di attività, che si corre tutti uguali. Sì, il bello è di questo sport che non si corre solo tra disabili, ma si corre anche con i normodotati. Difatti, in base a questa peculiarità, diciamo tutti uguali, ho coniato il mio motto che dico si guida con la testa e non con i piedi. Ed è diciamo forse un paradosso che con le tecniche che si imparano a guidare in pista poi viene anche la sicurezza stradale, nel senso si impara come frenare o come affrontare le curve nelle situazioni di disagio o improvvise. Ed è anche per questo che ho creato l'associazione Raceability, dove cerco di avvicinare tutte le persone con disabilità e non a questa disciplina, e quindi portarle in pista con i kart e insegnare queste tecniche in maniera che oltre a divertirsi si possa anche abbattere la barriera e guidare in sicurezza una volta che si acquisiscono le tecniche della guida in pista. Infatti mi raccontavi fuori dalla trasmissione che ci sono queste giornate di avvicinamento anticipato, quindi la possibilità per chi, anche chi a casa, perché in questo momento qualcuno sta guardando la televisione e dice ah bello, interessante, sì però come faccio ad avvicinarmi a questo sport, a questa disciplina? La tua associazione fa esattamente questo. Esatto. E mi raccontavi che addirittura in certi casi anche l'accompagnatore può provare. Molte volte i partecipanti che vengono ai miei corsi
ci raggiungono con l'accompagnatore, che può essere la fidanzata, il genitore, cose del, che vedendo l'entusiasmo del partecipante chiede se anche lui normodotato può girare. Ecco che mi sono dotato anche di kart per normodotati, appunto per fare anche integrazione, perché le tecniche di guida di sicurezza valgono tanto per il normodotato quanto per il disabile, in quanto a costo di essere ripetitivo dico sempre usiamo la testa quando guidiamo e non i piedi. Fantastico, e questo porta anche a un livello di socializzazione diverso, perché a me è capitato in certi casi di correre anche in pista. Io correvo in moto anch'io, poi a un certo punto ho deciso di smettere. L'atmosfera, l'adrenalina che c'è quando vai in pista, ma anche questo ambiente molto conviviale, molto semplice, molto franco, è sicuramente un bell'ambiente da frequentare, molto pulito, dove puoi parlare direttamente con le persone, siamo tutti uguali e ci si confronta sulle cose tecniche della pista, della moto, del kart, della macchina, e c'è molta competizione. Sì, difatti il bello di questi eventi è soprattutto durante la pausa pranzo, perché durano dalla mattina alla sera questi eventi, e di solito è compreso anche il pranzo. Lì la soddisfazione, il bello è sentire le emozioni che hanno provato le persone e che ti chiedono i consigli, ti chiedono dove ho sbagliato, dove posso migliorare, perché poi alla fine per farli divertire facciamo anche una gara a tempo, e quindi poi do sempre il piccolo omaggino o la maglietta o il cappellino dell'associazione a chi mi fa il best lap, il miglior giro, sempre tutto in sicurezza, questo perché lo dico sempre, facciamo sempre tutto in sicurezza. Difatti dai filmati vedrete che i nostri kart hanno tutti il roll bar, le cinture di sicurezza, perché agiamo sempre ai limiti della sicurezza, perché siamo sempre qua per divertirci e organizziamo queste cose per divertirci e non per rischiare. Bene, allora nel ringraziare il nostro ospite di oggi, ricordiamo che è una disciplina dove si corre in sicurezza, ma si prova un brivido, una scarica di adrenalina, vero? L'adrenalina è fortissima in tutti i casi. Quello che premelo sottolineare, se volete contattarmi, guardate nel sito Raceability, cercate raceability.it, oppure anche nei canali social tipo YouTube, Facebook, l'associazione sportiva Raceability, e potete contattarmi, e dall'anno prossimo ad aprile ripartiamo con il programma, e quindi cerchiamo di fare più eventi con kart nuovi e divertirci un sacco insieme. Grazie allora a Stefano Fusilli per la sua testimonianza, per l'esperienza e per l'emozione che ci ha dato, e ci vediamo la settimana prossima per un nuovo appuntamento, una nuova disciplina con il Comitato Italiano Paralimpico Veneto. Arrivederci a tutti. Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del bando Sportivamente Più.